Cari telespettatori, siamo con Nicoletta Biancardi, segretaria generale dello SPCGIL del Veneto, e facciamo il punto, segretaria, sulle aree interne, ovvero? Bene, le aree interne sono quelle zone, diciamo, svantaggiate sia dal punto di vista geografico, economico e sociale. Diciamo che ce ne sono di due tipi: le aree SNAI, quelle che sono bollinate per così dire dalla strategia nazionale, ma anche i piccoli comuni, i comuni minori possono essere considerati aree interne. Sono tutti caratterizzati dalla lontananza o dalla mancanza dei servizi essenziali pubblici, principalmente la mobilità, l'istruzione e la salute. Sono caratterizzati da un invecchiamento della popolazione, dallo spopolamento della popolazione e quindi anche dalla denatalità. Manca e naturalmente, esatto, e manca anche tutto quel tessuto economico che potrebbe, per così dire, arricchire e anche far vivere nel benessere le persone di quei territori. Però ci sono questi progetti a carattere nazionale che danno dei finanziamenti, sì, giusto? Sì, la strategia SNAI diciamo, attraverso dei progetti ci sono dei fondi anche cospicui, sia di natura nazionale, che vengono implementati anche ogni anno con la legge di stabilità, poi ci sono dei fondi europei e anche, diciamo, la programmazione regionale può aggiungere altre risorse. Il problema è chiederle, quindi a volte, ecco, i comuni, soprattutto quelli piccoli, sono in difficoltà perché non hanno magari personale, per così dire, qualificato, ma anche che si possa dedicare alla, diciamo, alla strategia, in questo caso SNAI, a chiedere tutti i finanziamenti pubblici, nazionali, europei, perché dietro c'è studio, lavoro e soprattutto poi bisogna seguire anche questi progetti. Cosa proponete voi del sindacato dello SPCGIL e cosa potete fare? Allora, noi innanzitutto possiamo monitorare quelli che sono i bisogni e lo facciamo perché, insomma, siamo presenti un po' in tutti i comuni del territorio veneto. Facciamo la negoziazione sociale con i territori e quindi con i comuni, anche con le ULSS, ma anche chiediamo alla Regione di chiamarci al tavolo, soprattutto per quanto riguarda la programmazione e la progettazione delle aree interne, quindi della strategia SNAI, cosa che non è avvenuta soprattutto nella seconda programmazione, quella che riguarda il 2021 e il 2027, che è partita da poco, anche se ha, diciamo, degli anni un po' passati, però l'ultima, diciamo, quella 2014 e 2020, si sta concludendo proprio adesso, perché anche con la pandemia e non solo, insomma, ci sono state un Cosa possono fare questi comuni di loro? Allora, cosa dovrebbero fare? Attivarsi appunto per intanto mettersi assieme, no? Nell'accorpamento, sicuramente le fusioni, ma al di là di quello, per chiedere questi fondi, lavorare insieme appunto nelle aree che sono state individuate, mettere insieme le forze tecniche e anche politiche per poter chiedere queste risorse e naturalmente insieme progettare quello che è il futuro, diciamo, di questi comuni piccoli che hanno grandissime potenzialità, soprattutto di carattere ambientale, di storia, cultura e di memoria. Grazie segretaria, grazie a voi telespettatori di averci seguito, naturalmente alla prossima.